La puntata precedente del Indiana Jones Ark. Cartoni. E qui si esce dalla fabbrica. In questa fabbrica entriamo in questa e poi in quella famosa casa. Posso? Oh. Qui ci sono oggetti ovunque, caschetto, armadi molto vecchi e qui c'è un passaggio sotterraneo che qualcuno qui se ci cade è fritto, è fatta finita. Anzi dai, diciamo che uno alto ce la può fare anche a salire. Tipo io sono 1,70, io sono 1,76 e quindi ci sta. Questa è la casa di fabbrichetta, un'altra. Ho concluso nella puntata precedente questa grande fabbrica. Siamo arrivati nella seconda reparto della fabbrica, che è tutto un quadrato di fabbriche, quindi dei caschi. Che caschi sono? Quindi uno è per le alveari, l'altro per la moto e l'altro per prendere lo spazio. Sembra. Qualcosa di molto strano lì. C'è qualcosa di molto strano, non so se lo vedete. C'è una specie di pozzo. Spero che ci sia un sotterraneo. Cosa c'è qui sotto? Cosa c'è qui sotto? Cosa c'è qui sotto? Pieno di posti, pieno di oggetti, scatoloni, eccetera. Vediamo poco cosa c'è. Ah, poi devo entrare anche dentro questa porticina. Che ci potrà essere qui dentro? Magari ci sono i bagni. Cosa c'è qui? Perché ragazzi, quando si parla di sotterranei o di grotte o di miniere, io mi infogo subito. Che voglio subito andarci al volo. Ah no, è una vaschetta per l'acqua per gli animali, per i cavalli, per le bestiali. Ah, col bagno. Si prega di andare in quella direzione. Il cesso! Ecco cosa c'è. I cessi del bagno. Qui cosa c'è? Ah, i sivvaloni dello zombo. I sivvaloni dello zombo con la benzina. Qui cosa c'è? Ah! Altre, che cosa potrebbe essere per il gas? Chissà, non c'è niente di interessante. Cosa c'è? Ah, la cucina, perché qui c'è anche la cucina. Vabbè. Ecco qua, stiamo entrando dentro la fabbrica, un'altra fabbrica. Che cos'è? Che schifo! Che cos'è? Che schifo! Che schifo! E c'è un alieno dentro! Guardate!
Sembra il percorso di Super Mario. Non ci posso credere. Vediamo qui cosa sono. È pieno di fecci. Barattoli di alieni. Barattoli di alieni qui ci sono. Guardate quanto ci sono di barattoli per alieni, mostri, qualcosa simile. Ragazzi, in questa avventura stiamo scoprendo il mistero del barattolo mostruoso. Vedete, quello di Piccoli Brividi, il mistero del barattolo mostruoso. Sì, questa puntata la chiamerò così. Però vogliamo aprire che cosa ci sarà dentro quel barattolo mostruoso. Siete curiosi? Andiamo a vedere subito, andiamo, vai. Il barattolo mostruoso. Albicocche secche alla verdura mostruoso. Ecco tutti, cosa, il mostro del barattolo mostruoso. Che schifo, guardate, sembra sangue, sembra feci di, come si chiama? Sembra i testicoli. Che puzza, odore di vino. Ecco per quello che si dice odore di vino. Cosa, ma l'intestino o sono feci dell'intestino che c'è, che l'intestino è fatto tutto a forma di... Che cazzo ne so. Ecco i caschetti. Non mi convince affatto questi caschetti. Pepper, che ci fai qui in questa fabbrica? Tu parli. Tu stai parlando. Ma certo che sto parlando. Sono il fantasma di questa fabbrica. E lì c'è il mio figlio, il barattolo mostruoso. Ora capito perché c'è una puzza di vino. Non è vino. Quello è una sostanza speciale che abbiamo creato noi in questa fabbrica. Capisco. Fa veramente schifo. L'ho chiamato il barattolo mostruoso. Ma non è il barattolo mostruoso, è il Pepper. Capisco se che non è il barattolo mostruoso, ma lo chiamerò così perché fa veramente schifo. Ciao! Se avete notato, quel casco era possessato dal barattolo mostruoso che era quella specie di... È una specie di marmellata, una cosa del genere, un odore di vino, una cosa del genere. E quindi era veramente orribile. Veramente orribile. Si esce da qui, si esce. E qui cosa c'è? Scatta una foto. Ne ho bisogno di tutto, Charlie. Qui ci sono dove mettevano il kit di intervento. Ok, siamo arrivati nella casa. Nella casa siamo arrivati, ragazzi. Siamo arrivati nella casa. Vediamo cosa c'è in questa casa. Ok, scusate se sto entrando qui dentro perché volevo suonare che se ci fosse qualcuno, ma non c'è nessuno. Io mi scusi se disturbo. E cosa c'era di pollaio? Boh. Ok. Posso entrare? Ah, la porta è bloccata. Posso? Questa è una specie di edificio Galleria Comunale d'Arte 1994. Ma ci sta.
Ci sta. No, vai. Ci sta. Perché mi serve un aiuto? Qui c'è un buco che può entrare dentro. Un divano. Un cammino di quelle professioni giganti. Lore ha messo una. Poi si può salire qui, Charlie. La senti? Alla grande, sei un genio, Charlie. Strano, la porta è chiusa. Sì. Sì, questi sono uffici. A me piace toccare tutte i tasti per le luci al bagno. Questo c'è ancora il bagno, uffici, c'è tutto distrutto. E cosa c'è qua? Cosa c'è? Acqua. C'è tutto distrutto. Sì. Ah, ecco qua, questo è l'ufficio. Già un po' completo. Accendiamo la luce. La torcia. C'è la cartina. Documenti, cataloghi. Cos'è? No, così. Ah, qui si scende nel seminterrato. No, al piano terra. Piano terra. Mi hanno bucato la cassaforte, sono venuti a flessibile, vado. Siamo ricchi! Sono venuti a flessibile. Minchia. Che Niente dentro. c'è la cassaforte! Assurdo, sono venuti a flessibile. Minchia, hanno cercato di sfondarlo quindi. No, l'hanno tagliato direttamente. Ma stai scherzando? Questa prima è vera. Ragazzi, è una cassaforte. Vediamo se ci sono soldi. No, niente. Sì, niente. Peccato. Ah, là un'altra. Vedi da dove si entra a cassaforte? Da qui. Minchia, in acciaio. La chiave devono trovare. Il cesso dopo cesso è... boh. Beh, quella è una foto gliela faccio. Perché c'ho la mano. Ragazzi, un drago. Oh. Tutto spellinghiao. Ti prego, aiutami. Mi hanno mandato qui avanzato. Ma ormai sei tutto mummificato, non posso aiutarti. E devo andarmene via da qui, perché un posto sarà veramente maledetto. Che brutto posto. Ma dove veramente si trovano? Ma è veramente una fabbrica? Non lo potremo mai sapere.